È una mia opinione condivisa da alcuni studiosi di rapporti fra cervello e funzioni cognitive superiori che l'istinto del linguaggio che noi ben conosciamo abbia altri istinti, abbia altre esperienze simili, e una di queste è l'esperienza religiosa. Quindi, oltre ad un istinto del linguaggio, io penso, insieme ad alcuni altri studiosi in questo campo, esista un istinto religioso. Come esiste un istinto per il linguaggio, presente in tutti gli uomini di tutte le culture, così esiste un istinto religioso o un istinto per le esperienze mistiche. Esistono quindi in tutti gli uomini delle basi neurali per sostenere il linguaggio ed esistono quindi delle basi biologiche per sostenere l'esperienza religiosa e l'esperienza mistica. Le caratteristiche principali dell'esperienza mistica in tutte le culture sono l'estasi, la preghiera, la meditazione. L'uomo in tutte le culture presenta diversi stati di coscienza, la veglia, il sonno e il sogno. Questi stati di coscienza danno delle possibilità e dei limiti, e in tutte le culture umane si è pensato che modificando lo stato di coscienza si potessero raggiungere delle possibilità conoscitive maggiori. Quindi nel tempo passato, nelle culture passate, sono sviluppati metodi per poter conoscere di più attraverso i sogni o attraverso l'estasi. Quindi la ricerca di possibilità conoscitive attraverso l'interpretazione dei sogni o esperienze particolari come quelle di estasi sono state concepite in tutte le culture come dei viaggi che permettessero di avere delle risposte fondamentali a esigenze le più diverse e le più fondamentali per le persone di tutte le culture. Ora, come ho detto, tutto questo, la ricerca quindi dell'estasi, la ricerca dei sogni e la loro interpretazione, la meditazione, il raccoglimento, sono le esperienze che io chiamo religiose o mistiche, e tutte queste esperienze hanno delle basi neurali che le sostengono. La ricerca di studiosi che si interessano all'argomento contemporanea ha mostrato che queste basi che sostengono l'esperienza religiosa è situata nei lobi temporali, in particolare nel lobo temporale destro. Ad esempio, un paziente che ho seguito di recente aveva una lesione nel lobo temporale destro e una settimana dopo un intervento neurochirurgico ha sperimentato delle crisi mistiche che duravano 2 o 3 ore subito dopo i sogni, nelle quali lui assumeva i dolori del mondo insieme a Cristo sofferente sulla croce. Esperienze come queste ci aiutano a localizzare le basi nervose che sostengono l'esperienza religiosa. Nel I-II secolo d.C. Aquileia era in stretto collegamento con la città di Alessandria d'Egitto, uno dei centri culturali più importanti dell'antichità. In particolare in Alessandria d'Egitto, in quel periodo, ripeto il I-II secolo, è stata documentata la presenza di numerose forme religiose, induiste, buddiste, probabilmente ebraiche sicuramente, e di cristiani, di primi cristiani. In particolare l'area del Nord Africa vide una forte espansione dei movimenti che vennero definiti poi eretici, movimenti gnostici, in cui prevaleva
il tema della lotta fra le tenebre e la luce, fra i figli delle tenebre e i figli della luce, che è anche un tema ricorrente in Qumran e anche presente nella predicazione di Gesù. Quindi attraverso questo porto fluviale, questo canale, Alessandria era in contatto diretto con la comunità di Aquileia e si pensa che alcuni aspetti delle tecniche e delle esperienze religiose di Aquileia, forse anche delle esperienze vissute nelle comunità gnostiche, abbiano influito sulle tecniche di estasi, sulle esperienze religiose vissute dai primi cristiani ad Aquileia. In particolare i movimenti gnostici utilizzavano o erano in grado di realizzare delle estasi collettive che spesso, almeno dagli scritti e dai documenti, si dice sfociassero addirittura in situazioni orgiastiche. A questo proposito l'Apostolo Paolo aveva cercato di porre ancora prima dei limiti alle esperienze di estasi e di glossolalia a Corinto, suggerendo che l'estasi poteva essere vissuta e doveva anche essere vissuta come esperienza cristiana, ma isolata da soli, mentre venivano limitate di molto le esperienze estatiche di gruppo, perché potevano portare turbamento all'ordine della nuova Chiesa nascente. Quindi in tutte le esperienze religiose è presente il fenomeno dell'estasi, la ricerca dell'estasi come viaggio di conoscenza per raggiungere possibilità conoscitive maggiori. Tale fenomeno è presente ad esempio nell'induismo antico, nella cultura religiosa dell'Iran antico, Zarathustra, ed è presente anche nella cultura e nell'esperienza religiosa ebraica, che specialmente dopo l'esilio ha mutuato diverse tecniche dal mondo iraniano e quindi dal mondo induista. L'induismo poi è nato e le sue tecniche sono nate ai piedi delle montagne, perché sostanze che venivano utilizzate per raggiungere l'estasi sono disponibili solo in prossimità delle montagne. E quindi anche l'ebraismo antico si situa sotto le montagne del Libano e anche l'esperienza religiosa che probabilmente si è vissuta ad Aquileia ha avuto le sue possibilità e la possibilità di recuperare delle sostanze dal fatto che Aquileia è in prossimità delle montagne. Ovviamente lo studio neurologico, neuropsicologico dell'esperienza religiosa è uno dei possibili livelli di lettura di questo problema o di questo aspetto del comportamento umano. Ce ne sono altri, quello esegetico, quello filosofico, quello letterario, che hanno la loro legittimazione. Il livello neurologico, dicevo, è uno dei possibili livelli di studio dell'esperienza religiosa. Ci sono altri livelli che hanno la loro legittimità. Il livello neurologico non vuole essere un livello che comprende tutta la possibile esperienza, ma è molto utile per studiare alcuni aspetti come l'estasi religiosa.
Per le religioni istituzionali antiche, come la religione induista, la religione dell'Iran antico, la religione ebraica, noi conosciamo molto dei contenuti. Quello che non conosciamo invece sono le tecniche che queste religioni utilizzavano per la preghiera o per il raggiungimento dell'estasi. Queste tecniche infatti si ha ragione di pensare che fossero tramandate solo oralmente e che quindi avessero dei metodi di passaggio da maestro all'allievo di tipo esoterico, ossia segreto. E anche per il cristianesimo antico numerosi aspetti potrebbero avere a che fare con tecniche di estasi che sono state poi perse in quanto erano tramandate solo oralmente. Nella Basilica di Aquileia ci sono delle rappresentazioni che potrebbero indicare o mostrare delle esperienze di estasi. Ad esempio, qui si può vedere dei simboli che richiamano la ruota di fuoco del carro di Ezechiele, che circondano questa rappresentazione della tartaruga, la notte, e del gallo, la luce. Quindi una rappresentazione simbolica della lotta fra la luce e le tenebre, un tema caro alla religione dell'Iran antico, e quindi l'esperienza estatica qui rappresentata potrebbe significare che durante l'esperienza di estasi, quindi durante il viaggio con il carro di fuoco, si incontrava la problematica della lotta fra la luce e le tenebre. Preparata prima dell'aula sud, abbiamo rappresentato la lotta fra la tartaruga, le tenebre, e il gallo, la luce, un tema, come dicevo, che si trova anche nelle religioni dell'antico Iran. Sopra abbiamo rappresentato una piccola ampolla con un profumo. L'idea è probabilmente che dalla lotta fra la luce e le tenebre, in questo viaggio estatico, si emani un profumo che permea l'esperienza mistica nelle varie religioni e probabilmente anche nelle assemblee dei primi cristiani che si riunivano in questa antica basilica. Nell'aula a nord di Aquileia, nella parte introduttiva, troviamo un cestino con una serie di chiocciole e dall'altra parte troviamo un cestino con una serie di funghi. Le chiocciole hanno una rappresentazione simbolica molto importante nelle religioni antiche, perché questo animale aveva dei periodi di letargo, entrava nella terra, rimaneva un anno, qualche volta anche di più, e quindi riusciva. Sono state trovate presso tombe nell'antichità numerosi cumuli di chiocciole mangiate, perché il pasto funebre dopo la morte di un caro, di una persona cara, era a base di chiocciole, nella speranza che anche egli morisse e risorgesse come le chiocciole. Sempre nell'aula nord di Aquileia troviamo un cestino con funghi, un reperto eccezionale per l'arte religiosa antica e per il cristianesimo antico. Non si ritrovano infatti funghi in altre chiese dell'antichità. Un cestino contenente funghi rappresenta probabilmente qualcosa che poteva essere utilizzato durante dei pasti rituali. Uno dei problemi è l'attribuzione di identità a questi funghi. Possono essere delle amanite cesaree, un fungo prelibato che i romani mangiavano, oppure delle amanite muscarie, un fungo allucinogeno che si pensa sia stato adoperato in numerose culture religiose antiche
come nell'induismo e nell'Iran, per raggiungere stati di estasi religiosa. E questi stati venivano sperimentati dopo l'assunzione della Manita Muscaria come viaggio. I soggetti entravano in un sonno che poteva durare alcuni giorni, durante il quale si aveva un'esperienza di sogno che veniva confusa con la realtà, e durante questo sogno si visitava il mondo degli inferi e si aveva un rapporto diretto con la divinità che insegnava parte del corpus religioso.